Daydream anticipazioni del 3 agosto. Sanem e Jeanne vengono scoperti. I genitori di Sanem vogliono a tutti i costi restituire il debito e scoprono che Sanem ha saldato l'intero importo. Nihat cerca di tranquillizzare Mekibè, poi chiamano Sanem al telefono per sapere la verità e lei finge una riunione per non rispondere. Mekibè allora va da Jan perché vuole sapere dove Sanem ha preso i soldi. La ragazza la fa sedere e scappa via. Intanto in agenzia si prendono accordi per lo spot di Sanem. Vengono scelte le modelle, si discutono i dettagli. Jeanne non riesce nel frattempo a togliere gli occhi di dosso a Sanem. Tutti sembrano andare nel panico. Prima Deren dopo l'arrivo di Eileen, poi Gege subito dopo aver visto Sanem che vuole confessargli qualcosa e poi la stessa Sanem dopo aver incontrato sua sorella Leila. Nel frattempo Eileen entra in azione, chiama Sanem nel suo ufficio per prendere confidenza con la ragazza e le fa credere che Jeanne la abbia informata del suo lavoro. Jeanne va da Sanem, lei si preoccupa che possano vederli e lui prende una dose di Sanem e va via, ma Gege assiste alla scena e mette in imbarazzo Sanem. Sanem consegna dei dossier ad Eileen, che le fa credere che tra lei e Mirre le cose non vadano bene e che si sono lasciati per colpa del padre Aziz. Jeanne e Sanem si incontrano fuori al parco, ma il magico momento viene interrotto da una telefonata di Deren. Devono tornare al lavoro. Gege fa un sopralluogo in compagnia di Ayan nel quartiere per organizzare il set. Arriva nel quartiere anche tutta la squadra per le riprese. Deren dà disposizione a tutti. I genitori chiedono di parlare con Sanem che cerca di scappare, ma Jeanne la invita a parlare con loro. Intanto anche il truffatore Isan cerca di infastidire Deren e lei gli risponde che non pensa che lui abbia mai visto una donna come lei, ma poi l'uomo scappa appena vede arrivare Jeanne. Eileen a quartiere cerca di scoprire qualcosa di più su Sanem. Eileen pertanto chiede dove può trovare una persona che faccia la manicure e Sanem la manda da Melat, che informa la donna con vari pettegolezzi sulla famiglia di Sanem. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!